sfondata con un SUV, colpo in un negozio in pieno centro a Treviso, l'assalto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, ingenti i danni. La situazione della Stefanel di Ponte di Piave, l'ultimo consuntivo segna un rosso da quasi 21 milioni di euro, il CDA domani in tribunale chiederà il concordato preventivo. A Milano artigiani e partite IVA da tutta Italia, 400 imprenditori dal Veneto e appello al governo, servono le infrastrutture e le misure per lo sviluppo. Quando era ancora minorenne picchiò un ragazzo per derubarlo della sigaretta elettronica, ora compiuti 18 anni è stato rintracciato e portato in un centro di giustizia minorile. Scritte minacciose sul muro di Cinta di Casugana per il sindaco, pochi dubbi sulla matrice dell'atto, si riaccende lo scontro con il centro sociale Django. Il capannone issato in piazza Borsa per coprire la pista del ghiaccio a Treviso oscura completamente Camera di Commercio e Ufficio Turistico ed è polemica, il Comune cerca di rimediare. Da domani sera alle 21:15 appuntamento imperdibile su Antenna 3, ogni venerdì ripercorreremo i 40 anni della storia della nostra emittente con tanti ospiti e straordinarie immagini dal 1978 ad oggi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, vetrina sfondata con un SUV, colpo al negozio della 3 in pieno centro a Treviso. L'assalto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, ingenti i danni. Vediamo. Prima hanno passeggiato davanti al negozio e guardando dentro e poi probabilmente prima hanno rubato questa auto e in retromarcia hanno sfondato la vetrina. 3:30 della notte i ladri sfondano le vetrine del negozio di telefonia 3 in via D'Annunzio in pieno centro a Treviso. Uno resta fuori, gli altri due entrano e puntano dritti alle casse. Hanno preso la cassa e l'hanno proprio sradicata e se la sono portata via. Oltre alla cassa non hanno rubato granché, 2 zainetti, qualche accessorio, telefoni non ce n'erano, come del resto in quasi tutti i negozi di questo tipo in vetrina si espongono solo le foto dei cellulari. L'effetto più grave del colpo è nei danni provocati che oltre alle vetrine interessano anche muro ed illuminazione dell'esercizio. È più il danno che la reale perdita di denaro. Cosa hanno rubato? C'erano soldi? I soldi delle casse, quel poco che c'era. Però il problema è il disagio di rimanere nel periodo natalizio senza le vetrine in sostanza. L'auto utilizzata dai malviventi per la spaccata, un SUV della BMW, era stato rubato poco prima nei pressi delle mura di Treviso e lì i ladri l'hanno pure riportato dopo il colpo, probabilmente per scappare con una vettura pulita che avevano lasciato nel parcheggio. Quello della scorsa notte è il secondo colpo subito dal negozio della 3 negli ultimi 5 mesi. La prima volta i ladri avevano fatto un foro nella vetrina con un tombino, ma non erano riusciti ad entrare e per sorvegliare i locali i titolari hanno dovuto dormire in negozio. Abbiamo dormito dentro il negozio per qualche giorno finché abbiamo messo una toppa di ferro che bloccasse il buco grande così che avevano fatto. Il rischio è che debbano farlo ancora. Speriamo che l'azienda riesca comunque a chiudere il foro, perché sennò mi tocca star qui a dormire sul serio. Ed ora la pagina dell'economia con la situazione della Stefanel di Ponte di Piave, azienda che pare non riesca più a rialzarsi, considerando che l'ultimo consuntivo segna un rosso da quasi 21 milioni di euro, con il Consiglio di amministrazione che domani in tribunale chiederà il concordato preventivo. Cala il buio sul futuro della Stefanel di Ponte di Piave. L'ultimo segnale non certo confortante è stata la sospensione temporanea delle negoziazioni dei titoli da parte di Borsa Italiana e la richiesta che verrà presentata in tribunale di concordato preventivo come tentativo estremo per evitare il fallimento. Del resto i conti a consuntivo parlano chiaro. Il gruppo accusa una perdita di quasi 21 milioni di euro che rischia di aumentare se non ci sarà un radicale riassetto complessivo della produzione e della distribuzione. Da indiscrezioni, oltre alla presenza di un commissario giudiziale, già si parla di notevoli tagli e vendite di tutta la struttura. I primi si abbatteranno sulla catena distributiva, con chiusure di alcuni negozi non profittevoli sia in Italia che all'estero e lo spostamento di negozi non in linea con il nuovo modello di negozio di prossimità, poiché troppo grandi o in location non adeguate. Le vendite si concentreranno su macchine, mobili e investimenti finanziari, quelli che il comunicato della dirigenza definisce gli asset strategici. Infine Stefanel chiederà gli ammortizzatori sociali per i dipendenti.
tutto pur di tornare alla linea di galleggiamento per evitare di portare definitivamente i libri in tribunale. A Milano, ora dove quest'oggi artigiani e partite IVA da tutta Italia hanno manifestato per chiedere al governo di essere ascoltati, 400 imprenditori dal Veneto. Sentiamo. E dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo e dobbiamo chiedere con forza al governo di tenerci in considerazione e soprattutto di ascoltarci. Nelle parole del presidente di Confartigianato Imprese del Veneto ci sono insieme orgoglio e grido d'allarme. Dopo l'industriale a Torino, a Milano tocca a loro, il popolo degli artigiani, delle partite IVA, il tessuto connettivo della regione. Un esercito di 400 imprenditori da tutte le province, partiti all'alba in pullman per partecipare al vertice nazionale. È una domanda che mi fanno, ma è una manifestazione di protesta? No, è una manifestazione di proposta, è una manifestazione di spiegazione. Sono il popolo del sì, sì alle opere e allo sviluppo, ma non sono disposti a farsi mettere i piedi in testa. Noi non siamo pregiudizialmente né a favore né contro nessun governo, noi ci confrontiamo con quello che c'è, però la filosofia nostra è quella della crescita e non è quella dell'assistenzialismo. Se in 8 anni gli investimenti pubblici sono crollati del 37%, perdendo 122.000 occupati, e se le infrastrutture italiane segnano un meno 19,5% rispetto alla media dell'Europa, il clima non è certo dei migliori. Eppure, dice qualcuno nell'Assemblea, la politica ci chiama soltanto quando ci sono problemi. E il Veneto chiede banda larga, misure per venire incontro alle imprese e soprattutto infrastrutture, strade, collegamenti. Poter trasportare le merci non come nel Medioevo, cruciali la pedemontana e il collegamento con la montagna, senza dimenticare quell'alta velocità per la quale sabato ci sarà a Verona un'altra grande manifestazione appello al governo. E credo che la maggior urgenza che noi abbiamo come sistema Veneto sia quello dell'arrivo dell'alta capacità ferroviaria e chiudere la partita veloce da Milano a Venezia. E continuiamo a parlare di lavoro con il report sull'andamento occupazionale del terzo trimestre di quest'anno in provincia di Treviso, realizzato dall'ufficio studi della CISL. I dati sul mercato del lavoro nella Marca trevigiana relativi al terzo trimestre 2018 confermano il trend di giugno con un calo del saldo tra assunzioni e cessazioni, saldo che rimane comunque positivo pari a 2.130 unità, ma in peggioramento del 42% rispetto allo stesso periodo del 2017 quando le unità erano 3.660. La preoccupazione sono ovviamente i mancanti investimenti, le mancate politiche per far ripartire l'occupazione per quanto riguarda le infrastrutture, per quanto riguarda il dare alle imprese quella tranquillità e quella sicurezza per avere quell'ottimismo necessario per fare investimenti. I settori che soffrono maggiormente sono il tessile, abbigliamento e calzaturiero con un calo di 305 posizioni, il turismo meno 420 posizioni, ma soprattutto il metalmeccanico con un calo di 250 posizioni a fronte delle 600 in più del 2017. Una situazione definita preoccupante dalla CISL che sottolinea poi come l'atteso decreto dignità non abbia portato nel nostro territorio i benefici sperati. Anzi, noi abbiamo riscontrato dal decreto dignità che non sono stati rinnovati alcuni contratti a termine e abbiamo una grossa difficoltà su quei lavoratori ultra 54 anni, cioè quella fascia di lavoratori che non hanno i requisiti per andare in pensione e hanno difficoltà di essere ricollocati all'interno del mondo del lavoro, che sono in forte, aumento di precarietà. Agenti della squadra mobile di Treviso nei giorni scorsi hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare con collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale dei minori di Venezia a carico di un cittadino di origine africana, 18enne. Il giovane all'epoca dei fatti, minorenne, è stato indagato per rapina aggravata e lesione ai danni di un giovane, anche lui minore. In quell'occasione l'arrestato in piazza Borsa a Treviso aveva rubato ad un coetaneo una sigaretta elettronica del valore di 130 euro, picchiandolo ed utilizzando poi il branco di cui faceva parte per garantirsi l'impunità. Il 18enne è anche accusato di un furto aggravato in un'abitazione a Preganziol. Considerata la pericolosità sociale, il ragazzo è stato collocato presso il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia, in provincia di Fermo.
E torniamo ora a parlare dei 5 minorenni denunciati per i 2 incendi all'ex Chiari e Forti di Silea. Serve corresponsabilità sociale, dice il sindaco Rossella Cendron, per far capire a questi ragazzi la pericolosità delle loro azioni. 2 tredicenni, un 14enne, un 16enne e un 17enne sarebbero loro i responsabili dei 2 principi di incendio che si sono verificati tra il 26 e il 30 ottobre scorsi all'ex Chiari e Forti di Silea. Giovanissimi, 2 di loro poco più che bambini, individuati dai carabinieri, che hanno denunciato a piede libero i 5 minorenni con l'accusa di incendio doloso in concorso. La notizia che l'azione possa essere stata opera di ragazzi così giovani non lascia certo indifferenti. Il problema è soprattutto la pericolosità di questi atti che i ragazzi hanno sottovalutato, cioè è molto pericoloso arrampicarsi e muoversi in questa zona abbandonata. Diverse le segnalazioni dei residenti che denunciano spesso la presenza all'interno dell'area di ragazzini che si arrampicano sugli stabili per poi sporgersi e scattarsi foto in posizioni pericolose da condividere sui social. La polizia locale vigila continuamente sull'area che è stata negli ultimi giorni ripulita. Di fronte a quanto accaduto a fine ottobre, spiega il sindaco di Silea, serve una corresponsabilità sociale. Forse per noia, forse per incuria e proprio farli rendere conto di quello che stanno compiendo. Allora io dico, noi istituzioni, noi amministrazione locale, noi parrocchia, noi scuola, dobbiamo intervenire e capire quali sono i bisogni di questi ragazzi. In tal senso portare i responsabili a svolgere lavori socialmente utili nel territorio dove vivono potrebbe aiutare a renderli maggiormente consapevoli. Bisogna farli operare nel proprio territorio facendo un processo di consapevolezza delle proprie azioni. Scritte sul muro di cinta di Casugana, sede del comune di Treviso, ed è un scontro tra amministrazione e centro sociale Django. Guai a chi ci tocca, va in azione la scorsa notte in centro a Treviso, invato il muro di recinzione del cortile di Casugana, e se la polizia locale ora indaga per risalire agli autori, ben pochi dubbi sulla matrice ha il sindaco Mario Conte. Siamo dispiaciuti che dovremmo spendere dei soldi pubblici, soldi dei trevigiani, per andare a sistemare l'ennesima bruttura derivata da un atteggiamento maleducato di questi centri sociali. La scritta, secondo l'amministrazione, fa riferimento ai recenti controlli effettuati dai vigili urbani all'ex caserma Piave durante l'ultima festa organizzata dagli attivisti del centro sociale Django. Riscontrate una serie di irregolarità, dalla sicurezza alla vendita di alcolici, che hanno portato gli agenti ad elevare sanzioni per 20.000 euro. La polizia municipale non è stata fatta entrare all'interno della struttura, una volta all'interno invece in Borghese hanno rilevato delle irregolarità e come tali sono stati sanzionati, come si fa con tutti i cittadini, e soprattutto facciamo questo tipo di attività per tutelare tutte quelle associazioni per bene che investono tempo e denaro per garantire la sicurezza dei cittadini nei momenti di festa. Lo scontro comune centro sociale è appena iniziato, anche perché l'amministrazione guidata da Mario Conte ha intenzione di seguire la linea del massimo rigore. Noi, come abbiamo sempre detto, vogliamo che si facciano le cose in regola. C'è una convenzione stipulata tra l'amministrazione e Open Piave e a quella convenzione devono attenersi. Ed è polemica a Treviso per il capannone issato in Piazza Borsa per coprire la pista del ghiaccio. Sentiamo. Signora, l'ho vista perplessa, cosa pensa? Ma che roba, io non lo so, ma che cosa faranno? Sono molti i trevigiani che in queste ore si chiedono la ragione del capannone issato in Piazza Borsa per coprire la pista del ghiaccio che allieterà il Natale dei ragazzi con il pattinaggio. Dopo le polemiche dell'anno scorso sul Pala Treviso, perché una struttura così pesante, con tanto di enormi blocchi di cemento che oscura completamente Camera di Commercio e ufficio turistico, si chiede più di qualcuno che non ha esitato a lamentarsi anche con il presidente dell'ente camerale. Avendo lì l'ufficio ovviamente di promozione turistica e quindi l'ufficio di informazione viene molto nascosto, ecco, questo obiettivamente è vero. L'eleganza con cui si sta arredando Treviso non meritava questa cosa, commenta Gianni Garati, presidente del Consorzio di Promozione Turistica, che però confida in un intervento per rendere più leggero l'impatto del capannone. Insomma, una cosa un po' sfuggita di mano alla quale anche l'amministrazione sta cercando di porre rimedio.
Gli organizzatori mi hanno garantito che adesso alla fine dell'allestimento l'impatto sarà decisamente migliore. Devo dire che forse anch'io l'avrei preferita senza copertura, anche per il fascino delle piste del ghiaccio completamente all'aperto. Del resto l'organizzatore probabilmente voleva fare un qualcosina in più per offrire un servizio maggiore. L'anno prossimo magari cercheremo di farla senza la copertura, che forse è l'elemento più invasivo. Ma tra tante critiche c'è anche chi apprezza. Penso che sia una bella cosa, serve per i ragazzi che così trovano un punto di ritrovo e anche da svagarsi. Ci fermiamo ora per la pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo ora un po' di noi, perché tra 5 giorni Antena 3 taglia il traguardo di 40 anni di trasmissioni e da domani in prima serata inizia un programma con le immagini dei nostri archivi. Una sigla che rappresenta un'epoca. 40 anni sono passati da quando il 18 dicembre 1978 veniva acceso il primo trasmettitore di Antena 3. 8 lustri che sono rimasti non solo nei ricordi dei trevigiani e dei veneti, ma anche nelle immagini dei nostri archivi. Un piccolo grande tesoro che Antena 3 da domani sera riproporrà in un ciclo di trasmissioni dal titolo significativo: 40, una storia di tutti, tutti in una storia. Perché Antena 3, il suo telegiornale, è un po' di tutti voi che lo seguite fedelmente oramai da generazioni, in un vero e proprio rito che si rinnova ogni giorno all'ora di pranzo e poi immancabile alle 7:30 di sera. Così, accompagnati dai volti noti e dai protagonisti di quei servizi, commenteremo le immagini con luoghi, persone e storie oggi scomparsi o profondamente cambiati. Ma non vuole essere l'autocelebrazione per un traguardo raggiunto, piuttosto lo spunto per rivedere quel passato e per giudicare il presente, e soprattutto per le giovani generazioni progettare il futuro. Perché la grande storia non dà spazio ai piccoli aneddoti che alla fine pur la compongono. E conoscere un po' più a fondo da dove veniamo sicuramente aiuterà nelle scelte i decisori di domani. E allora appuntamento da domani, ogni venerdì alle 21:15 su Antena 3, perché nella nostra storia sicuramente ci siete anche voi. Ed ora la rubrica dedicata ai vostri presepi. Stasera andiamo a vedere quello realizzato nell'androne di un condominio in via Bertolini a Treviso. Signora Daniela, la sua vicina di casa ogni anno realizza questo splendido presepe. Sì, da 12 anni ha cominciato a fare questo presepe e ogni anno l'ha sempre aumentato, migliorato, cambia di anno in anno qualche particolare. Noi condomini siamo tutti felici di questa cosa e orgogliosi di farla vedere a tutti. Che cosa è rappresentato? È un paesaggio classico del presepe che conosciamo? Sì, ha cercato di rappresentare un po' tutto veramente, le montagne, la pianura, la parte araba. E non vuole lasciare indietro niente, le dispiace lasciar perdere qualcosa, perciò cerca un po' misto, un po' di tutto. Piccolo capolavoro. Veramente molto brava, in tanto tempo perso, tanto freddo preso qui nell'androne del condominio, però tanta soddisfazione da parte di tutti che fanno complimenti continuamente. Prossimo anno, se tutto va bene, dovrò fare un scansino qua, perché c'è la colonna e se aumento non sta più niente. Vuole venire avanti? Allora farò un piccolo L o non so. Buon Natale a tutti quanti. Grazie di tutto. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo, arrivederci.
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Ancora maltempo sulle nostre regioni, con pioggia e anche con locali nevicate. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso e spesso coperto. Il tempo risulterà instabile sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente anche miste a neve. Migliorerà decisamente entro la nottata. Temperature fredde in ulteriore calo, con minime tra -2 e 2 gradi. Massime comprese invece tra 1 e 3 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Tempo spiccatamente instabile anche sulla nostra regione, con piogge sul Pordenonese e con locali nevicate fino in pianura sui restanti settori, specie a partire dal pomeriggio. Anche in questo caso migliorerà col passare delle ore. Temperature minime intorno allo 0. Valori massimi compresi invece tra 1 e 2 gradi circa. Vediamo infine che tempo farà sul Trentino Alto Adige. La situazione sarà completamente differente sulla nostra regione. La grafica infatti ci mostra che sarà una giornata asciutta e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori e con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno allo 0. Valori massimi compresi invece tra 7 e 8 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.